Già oggi come Commissione ci siamo resi disponibili a proporre un documento che poi porteremo in approvazione al Consiglio regionale, nonché a sollecitare l'assessore e il Presidente a dare supporto appunto nel tavolo della trattativa che è naturalmente nazionale, perché le tre basi che rischiano, cioè le tre basi che vanno in discussione sono quella veronese, di Milano e quella sarda. Quindi c'è un tavolo nazionale e lì dovremmo battere forti i pugni. L'obiettivo minimo che si pongono questi lavoratori è assolutamente lecito e condivisibile al massimo, ovvero che nella malaugurata ipotesi in cui si dovessero comunque registrare degli esuberi e quindi a procedere a licenziamenti, vengano seguite le procedure di legge che sono ben chiare, che non venga nessuno in mente l'ipotesi di chiudere una base piuttosto che un'altra, dove magari una base come quella di Verona registra un numero importante di lavoratori anziani che vedrebbero perso il posto di lavoro in barba alle procedure di legge che sono nazionali e che chiediamo vengano rispettate. È stato un incontro importante e interessante, alcune cose sapevamo già, ma le indicazioni che ci sono pervenute sono: la Regione Veneto può fare molto per questi 300 lavoratori, può fare molto per Meridiana, per impedire che siano tutti licenziati, perché la legge oggi prevede che anche i licenziamenti debbano essere secondo criteri particolari come l'anzianità di servizio, come i carichi familiari, e quindi i lavoratori di Verona avrebbero la possibilità, se non tutti, molti di loro, di rimanere al lavoro, e quindi la Regione può intervenire a livello nazionale per impedire un licenziamento ingiusto e illegittimo.